amici del canale YouTube di Volley Veneto Menacus, ben ritrovati per questa serata di pallavolo tra la formazione di casa di Volley Veneto contro Viadana, una partita sulla carta difficilissima per i ragazzi di Adriano Pil, forse un po' galvanizzati dalla vittoria di sabato scorso contro il Spezzano, ma si trovano davvero davanti alla seconda in classifica, una formazione quadrata e molto forte con elementi molto forti e con grandissima esperienza dal punto di vista pallavolistico. Naturalmente non abbiamo ancora gli starting kit delle due formazioni, ma vediamo i roster delle due squadre a partire proprio dalla formazione di Viadana, dove ci sarà il numero 1 Andrea Viola, il numero 2 Luca Carnevali, il numero 3 Riccardo Ravazzini, con il numero 4 Federico Menichetti, con il numero 5 Alberto Bellei, palleggiatore, con il numero 7 Francesco Giovanzana, con il numero 8 Alessandro Bartoli, con il numero 10 Daniel Coveluppi, con il numero 11 Lorenzo Messori, 12 Silva Giulio Alberto, con il numero 13 Alessandro Chiesa, con il numero 14 Tommaso Cordani, 16 Davide Bacchi, 17 Lorenzo Media, allenatore Alberto Quantilori, dispone a Volley Veneto Menacus con Albertini Luca, il numero 1, il numero 2 Mottarà Nicolò, 3 Mattia Sarfogli, numero 5 Davide Gatti, con il numero 6 Giulio Romagnoli, con il numero 7 Alberto Matalini, numero 8 Alvirto Testa Grossa, con il numero 9 il capitano Cristian De Agostini, con il numero 10 Paolo Guardavascio, con il numero 11 Michele Viola, con il numero 12 Davide Pietroni, con il numero 13 Albrigo Tommaso, con il numero 18 Daniele Crolli, allenatore Adriano Pini. Ecco la presentazione delle due formazioni che in questo momento si stanno riunendo l'una nella propria metà campo per l'urlo e il saluto iniziale. Tra poco ci saranno le due starting delle due formazioni. Vedremo se Adriano Pino farà come la settimana scorsa, che lasciò a riposo per il primo set Matteo Sarfogli, mettendo dentro inaspettatamente Paolo Guardavaso. Non abbiamo ancora le due squadre. Siamo con voi in attesa di vedere chi saranno le due starting six. Allora sto guardando nella panchina di Volley Veneto Menacus. Cristian De Agostini, Mirko Testa Grossa, Davide Pietroni, Mattia Sarfogli, Giulio Romagnoli e Alberto Magarini, quindi sestetto ideale, Bellei, Menichetti, Bartoli, Viola e Cordani invece per la formazione di Viadana. Ovviamente libero Luca Carnevali e libero Michele Viola per la formazione veronese. Parte proprio al servizio il giocatore numero 12, scusate, numero 14 Cordani. Buona la ricezione. Grande difesa di Viadana con la possibilità di attaccare, ma una doppia di Carnevali abbastanza palese, 1-0 per Volley Veneto. Cambio palla. De Agostini al servizio, Silva la butta molto alta, primo tempo del giocatore numero 1 Viola, e siamo in perfetto equilibrio e parità. È proprio Viola che si porta sulla linea dei 9 metri, permettendo al proprio compagno di squadra Menichetti di entrare in campo.
Palla corta. Grande primo tempo, risposta di primo tempo di Romagnoli, 2-1 per Volley Veneto. Mirko, testa grossa al servizio. Ancora un primo tempo del giocatore numero 4, Menichetti. Al servizio Alessandro Bartoli. Pallonetto di Mattia Cerpoli, 2 pari, Bartoli non arriva a recuperare il pallone del pallonetto di Cerpoli che ha scavalcato il muro 2 da posto 4, 3-2 per Volley Veneto Veneto. E proprio l'autore del punto, Cerpoli, che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Questa volta il pallone di Cerpoli esce di almeno 30 centimetri. Silva al servizio. Grande difesa della formazione di Viadana, grande difesa anche di Volley Veneto. Magalini, muro 2, non passa il pallone dello schiacciatore veronese, 4-3 per la formazione ospite. E ancora Silva al servizio. La palla nel campo di Viadana. Doppio muro su Magalini, 5-3. Ancora da posto 4 lo schiacciatore di Volley Veneto. Non passa. Ancora Silva al servizio. Ehi, si riserva 6-3. Parte subito fortissimo la formazione di Viadana. Vediamo se Adriano Fin chiamerà time. Questa volta Magalini mette giù il punto del 4-6. Romagnoli al servizio. La palla nel campo di Viadana. Viene chiamata un'invasione di Volley Veneto, 7-4. Per Viadana. Al servizio il giocatore con il numero 4, Menichetti. Esci Menichetti. E time out. Questo subito dalla panchina di Volley Veneto.
Rientrano in campo le due formazioni sul 13 a 4. Volley Veneto sembra non essere entrata in partita in questo primo set, sembra essere rimasta negli spogliatoi. Viadana va bene che è una formazione molto forte, ma Volley Veneto dovrebbe giocare un po' più aggressiva a mio modesto parere, perché veramente Viadana sta facendo vedere i sorti verdi ai ragazzi di Adriano Pini. Molto intelligente questa volta il giocatore Alberto Magalini, che ha aspettato che Silva si mettesse in posizione di muro per poi toccare il suo braccio esterno e portare a 5 e finalmente rompere questa egemonia di Viadana. 5 a 13, primo set. Pietroni al servizio, Carnevali buona ricezione, questa volta il muro di De Agostini non è efficace. 5 a 14. Al servizio il palleggiatore Silva. Viene chiamata una invasione. 6 a 14. Alberto Magalini al servizio. Cercogli mette il pallone del 7 a 14. Alberto Magalini ancora al servizio. Nove a 8 a 14. Ace di Magalini. Accorsero di un paio di punti. Silva chiede intanto la posizione in campo. Ancora Magalini al servizio. Free ball. Un free ball che era semplicissimo, toccato invece da parte del giocatore numero 8 Bartoli, inganna la difesa di Volley Veneto. 8 a 15. La palla nel campo di Viadana. Nove a 15, 8 a 16. Ancora il giocatore con il numero 14 Cordani al servizio. Nove a 16. Testa grossa.
Cristian De Agostini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Bartoli ancora 9 a 17. Al servizio del giocatore con il numero 1, il centrale Andrea Viola. Mirko testa grossa, porta il 10 a 17. È proprio l'autore del punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Grande attacco da posto 4 del giocatore con il numero 12 Silva. 10 a 18. Bartoli al servizio. Pallone fuori, 11 a 18. Al servizio Mattia Serpogli. La palla a rete 11 a 19. Al servizio il giocatore di Viadana con il numero 12 Messori. Scusate. Silva. La palla di Magalini è 12 a 19. Da posto 4 tira una bordata Alberto Magalini. Al servizio Giulio Romagnoli. La palla è ancora nel Viadana per un free ball. Grande attacco del giocatore con il numero 14 Cordani. Al servizio Menichetti. Menichetti ace. De Agostini. Primo tempo 13 a 21. Al servizio al Pietroni, il palleggiatore di Volley Veneto. Palla molto lunga. La palla ancora nel campo di Viadana. Grande muro questa volta di De Agostini e del giocatore numero 7 Alberto Magalini. 14 a 21. Questa volta Bartoli fa il 14 a 22.
scusate, De Agostini sbaglia l'attacco, 14-23. E questa volta De Agostini fa il 15-23. Alberto Magalini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Palla fuori di Magalini, 15-24. Grande pallonetto di Mirko Pescarossa, 16-24. Sul 16-24 entra il numero 10 veronese Paolo Guardavascia al posto di Cristian Di Agostini per il servizio. La palla cade a rete, 16-25. Cambio campo, 3 minuti di pausa.
Ricordiamo il primo set vinto da Viadana con il parziale di 16-25, inizia il secondo set, vediamo se ci sono stati cambiamenti di formazione di Volley Veneto, no, il sestetto iniziale. Al servizio andrà Alberto Magalini, Pietroni ancora al palleggio con Mattia Cerfogli in attacco assieme ovviamente a Magalini, questa grossa opposta, De Agostini e Romagnoli al centro. Si può ricominciare. Questa volta il pallone di Magalini va fuori. (0-1) per Viadana. Al servizio del giocatore con il numero 1 Viola. De Agostini fa l'1 pari. Al servizio il giocatore che ha appena fatto il punto, proprio Cristian De Agostini. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Giulio Romagnoli mette giù il pallone del 2-1. La palla ancora nelle mani di Cristian De Agostini per il suo servizio. Troppo alto il pallone di Pietroni, 2 pari. La palla nel campo di Via Muro 2 efficace. Ribolla nel campo di Volley Veneto. Questa grossa mette il 3-2. È proprio l'autore del punto, Mirko Testagrossa, fuori dai 9 metri per il suo servizio. Pallone fuori, attacco out della formazione di Viadana e 4-2 per Volley Veneto. Ancora Testagrossa al servizio. 4-3, invasione di Romagnoli. Al servizio Silva. Bertoli, 5-3. È proprio l'autore del punto, fuori dai 9 metri per il suo servizio. Palla corta di Cerfogli che ha messo un po' in difficoltà la difesa. La palla ancora nel campo di Viadana. Un bel diagonale di Bartoli, 5-4. Al servizio il giocatore con il numero 4, il centrale Melichetti.
5 pari. Magalini viene murato. Ancora Menichetti al servizio. Viene dato il tocco di ovviamente del muro del giocatore numero 14 Cordani sull'attacco in pipe di Serpogli. 5-6, 6-5 scusate per Volley Veneto. Errore questa volta di Bartoli, 7-5. Ancora Romagnoli al servizio. La palla nel campo di Viadana. Magalini, 8-5. Questa volta il muro 2 non è efficace. Bartoli porta all'8-6. Al servizio del palleggiatore regista Bellei. E Agostini, 10-6. Grande attacco di primo tempo. Pietroni al servizio. Nove a 7. La palla nel campo di Viadana. Nove a 8. Un bel muro su testa grossa. Dopo un batti e ribatti. Ancora Cordani al servizio. Magalini con il muro intercettato, possibilità di attacco di Bartoli. Free ball nel campo di Viadana, però questa volta butta fuori il pallone. Stavolta il pallone di Cordani è fuori. 10-9 per Volley Veneto Benefis.
Alberto Magalini al servizio. Free ball nel campo di Volley Veneto. La palla ancora nel campo di Viadana. Testa grossa, lungo linea, 11-9. Undici a 10. Viene chiamato fuori il pallone di Magalini, ma secondo lui non c'era. Mura di testa grossa, 11-12 a 10. Al servizio Cristian De Agostini. Per poi è costretto a appoggiare il pallone di là. Da un altro punto di viene chiamato fuori il pallone. Era dentro, era dentro, era dentro. Un angolo. Era dentro. A mio parere era dentro. Buon amico, buon amico. Era dentro Mirko, tranquillo. E questa volta il pallonetto di Stefanosso del 13-11 è efficace. Tredici a 11. Quattordici a 11. Non so se il giocatore centrale di Viadana abbia passato il pallone e sia stato il muro. Comunque è 14-11. La palla nel campo di Viadana. Buona la difesa di Volley Veneto. Ancora buona la difesa di Viadana. Viene chiamata l'invasione a rete del numero 4 di Viadana, il giocatore Menichetti, 15 a 11. E time out chiesto dalla panchina di Viadana.
Ritorniamo in campo dopo il time out chiesto dalla panchina di Viadana. 15-11. Attacco efficace della formazione di Viadana. 16-12. Si va al servizio. Romagnoli 16-12. Mattia Carpoglia al servizio. Pallone corto di Carpoglia, muro che non fa passare l'attacco della formazione di Viadana. La palla è ancora nel campo di Viadana, possibilità di attacco di Magalini. 16-13. Il servizio Viadana. Attacco di Magalini, 17-13. Giulio Romagnoli al servizio. Secondo tocco del palleggiatore Bellei, 17-14, che inganna la difesa di Volley Veneto. È proprio Bellei che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. 17-14, 17-15, non viene riconosciuto il tocco a muro. Non visto un tocco a muro. Secondo errore arbitrario abbastanza palese. Vabbè, 17-15. La palla nel campo ancora di Viadana. Pietroni 18-15. Attacco da attaccante del palleggiatore veronese. (18 a 15) per Volley Veneto. Free ball nel campo di Volley Veneto. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Questa grossa, 19 a 15. Ancora Pietroni al servizio.
Magalini 20-15. Tocco corto sopra il muro di Alberto Magalini 20-15. Esce Bellei ed entra il giocatore con il numero 3 Ravanzini. Quarto tocco non passa Bartoli 21-15. E time out chiesto dalla panchina di Viadana. Time out chiesto dalla panchina di Pin dopo la ripetizione del punto. Ha preso una bella botta Pietroni, sto guardando, è lì adesso che viene medicato dal medico della partita. Speriamo non sia nulla di grave, però un bel segno rosso sul suo fianco sinistro. Vediamo se entrerà Cro. Pietroni rientra in campo. 21-15.
può ricominciare. Le cambiamo. Vediamo se si può ricominciare, il secondo arbitro è fermo al segno punti. Non abbiamo ancora, vediamo quando si potrà ricominciare. Ecco qua, si può ricominciare a giocare, 21-15. È tornato in campo Pietroni dopo l'intervento. Pallone cade sulla rete, 21-16. Errore al servizio del giocatore con il numero 14 Cordani, 22-16. Magalini, 23-16. Grande ace di Alberto Magalini che porta a 23 punti per Volley Veneto Benetus. Cristian De Agostini ne approfitta della difficile ricezione di Viadana, 24-16. Free ball nel campo di Viadana. Free ball nel campo di Volley Veneto. Questa volta errore di De Agostini, 24-17. Grande testa grossa, 25-17. Un bel lungolinea di Mirko testa grossa, si chiude il set 1 pari e 3 minuti di pausa.
Inizia il terzo set, 1 pari, 16-25, 25-17. Palla rete di Cordani, 0-1-0 per Volley Veneto. Cristian De Agostini al servizio. Palla lunga, 1 pari. Mirko, testa lotta, 2-1. È proprio l'autore del punto fuori dai 9 metri per il suo servizio. Muro su Martin, 3-1. Free nel campo di gol, palla fuori, 4-1. Pensavo che Viadana buttasse il pallone di linebacker per il free ball, invece hanno sbagliato il bagger i giocatori di Viadana, 4-1. Questa volta passa Bartoli sul muro 2 di Romagnoli di Mattia Cerpogli, 4-2. Bartoli butta fuori il pallone, 5-2. Errore al servizio di Bartoli. Mattia Cerpogli, la butta corta. Grande attacco di Silva da posto 4. Sei a 3, Magalini sul tocco del muro. Si è sentito chiaramente il tocco delle dita del muro e Giulio Romagnoli si appresta di andare fuori dai 9 metri per il suo servizio. Sul 14 Cordani da parte di Cristian De Agostini. Magalini, 8-3. E time out chiesto dalla panchina di Viadana.
30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni sul logo 3. Ancora Giulio Romagnoli al servizio. Pallone fuori di Romagnoli. Errore al servizio anche di Menichetti. Di 9-5 Viola. Agostini 10-5. Primo tempo per primo tempo, risponde uno per l'altro. Dieci a 5. Testa grossa, 11 a 5. Ora Alberto Magalini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Questa volta il pallone è out. Il servizio per Cordani. La palla dentro, Ace Cordani. L'avevano battezzato fuori i giocatori di Volley Veneto. Ancora Cordani al servizio. Muro di Mirko Testagrossa sull'attacco del giocatore numero 1 Viola. 12 a 7. Al servizio Cristian De Agostini. Questa volta Viola 10 anni fa, 12 a 8. Al servizio Viola. Romagnoli 13 a 8. Al servizio Mirko Testagrossa. Ehi
il Mirko testa grossa, il Mirko testa grossa, 14-8. Attacco di Bartoli, 14-9. È proprio l'autore del punto al servizio, la palla cade a rete. 15-9. Al servizio Mattia Cerfogli. Alberto Magalini piazza il pallone dall'altra parte. 16-9. Primo tocco di Magalini. E time out ancora chiesto dalla panchina di Viadana. Ritornano in campo le due formazioni dopo il time out, il secondo time out chiesto dalla panchina di Viadana sul 16-9 per Volley Veneto. Ancora Mattia Cerfogli fuori dai 9 metri per il suo servizio. Cordali, buona la riflessione, primo tempo e attacco del giocatore numero 4 Menechetti, 16-10. Menichetti si va al servizio. Primo nel campo di Volley Veneto. E Magalini mette giù 17-10. Giulio Romagnoli al servizio. Palla dentro sull'attacco in diagonale di Cordani, 17-11 da posto 4. Al servizio Bellei, palleggiatore del regista di Viadana. Pallone corto. Palla nel campo di Volley Veneto. Questa volta Magalini sparacchia fuori, il 17-12. E Magalini si rifà subito, 18-12. Pallonetto che spiazza la difesa avversaria.
mettendo il pallone un metro prima che possa intervenire Bellei. 18-12 per la formazione di Volley Veneto Benaco, con Davide Pietroni fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ed è un muro di testa grossa, di 19-12. Questa volta Cordani passa 19-13. Bell'è il servizio. Allora prima non era bella il servizio. Testa grossa, Murato, questa volta da Bellè, da Bartoli. 19-14. Grande attacco di Magalini. 20-14. Al servizio proprio Alberto Magalini. Errore al servizio di Magalini, 20-15. Al servizio la formazione concordante di Viadana. Free ball nel campo di Volley Veneto. Batti e ribatti da una parte e dall'altra. Free ball ancora nel campo di Volley Veneto. Muro su testa grossa da parte di Silva. 20-16. Ma c'era un palleggio doppio incredibile. Ancora Cordani al servizio. De Agostini, 21-16. Comunque grande alzata di Mirko, scusate, di Davide Pietroni. Silva va a parlare con il primo arbitro. 21-16. Al servizio Cristian De Agostini, un po' di polemica da una parte e dall'altra, ma c'era una doppia prima della prestazione gigantesca. Palla corta. La palla ancora nel campo di Viadana, primo nel campo di Volley Veneto. Grande difesa di Viadana che ha la possibilità di attaccare. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Testa grossa, 22-16. Un pallonetto che ha messo in difficoltà la difesa di Viadana. Sostituzione, esce Silva ed entra il giocatore con il numero 10, Covellucci. (22-16).
Ora De Agostini, questa volta il pallone è troppo corto. 22-17. Errore a servizio di De Agostini. Romagnoli, 23-17. Mirko, testa grossa al servizio. (24-17), palla fuori di Bertoli. Bartoli butta fuori un pallone in diagonale. E Cercogli porta 25-17, 2-1 per Vole Veneto Veneti. E 3 minuti di pausa. Codenuppi al posto di Silva per questo quarto set, cerca di cambiare un pochino le carte in tavola Coas Panciroli, perché probabilmente o Silva è stanco o si sente più sicuro di avere in campo il giocatore con il numero 10 Codenuppi.
Magarini al servizio in questo quarto set. Pallone molto forte di Magarini e questa volta Bartoli fa il 0-1. Un bel attacco in lungolinea. Pallone fuori di Viola, 1 pari. Cristian D'Agostini al servizio. Muro di Romagnoli sull'attacco il primo tempo del giocatore numero 4. Menichetti, 2-1 per Volley Veneto. Ancora D'Agostini al servizio. Tribone nel campo di Piadana. Menichetti fa 2-2. Al servizio Bartoli. La palla nel campo di Piadana. Buona difesa di Piadana. Free ball ancora nel campo di Volley Veneto. Contestazioni. Viene dato il 2-3 a Piadana. Errore di Bartoli. Tre pari. Quattro a 3, Volley Veneto Belgi. Belle, aspetta, 4 pari. Belle a rete sul contrasto con Romagnoli. Pallone fuori. 5-4 Volley Veneto. Non ho visto chi ha sbagliato Codeluppi al servizio, sbaglia.
Grande attacco di Cordani. Da posto 4, Cordani. La telecamera è stata colpita. Scusate un attimo. Ci riusciamo a ripristinare la diretta, eccoci qua. Scusateci, ma siamo stati colpiti in pieno dal pallone. 7-5. Pallone corto. Spero che si possa vedere. Spero che riusciate a vedere. Sei a 7. Romagnoli. Magalini, 7 pari. Cartellino giallo. A Viadana, adesso non ho visto il giocatore. Adesso cerco di rimettere a posto la telecamera, scusate, il pallone sta colpito in pieno, non prendo anche. Il fresco lo create nei vassi. Giulio Romagnoli al servizio. Magalini, 8-7. Vediamo di riuscire a sistemare tutto qua con un po' di nastro e di scotch. Eccoci qua. Spero che riusciate a vedere. 8-7. Magalini. D'Agostini 9-7. Ancora Giulio Romagnoli al servizio. A 8. Bartoli. Infuocati.
mai sentito un pubblico caldo come questa sera. Veramente molto sentita la partita tra queste due formazioni. Pavolini, 11-8. Ancora la formazione di Volley Veneto dal servizio con il proprio palleggiatore. Pietroni. La palla nel campo di Viadana. Questa volta Mattia Serpogli viene murato 11-9. Al servizio del giocatore con il numero 14 di Viadana, Cordani. De Agostini, 12-9. Alberto Magalini al servizio, ancora proteste da parte di Viadana. La palla nel campo di Viadana. Punto per Volley Veneto, 13-9. Invasione dei 3 metri per Viadana. Sull'attacco in fight credo di Cordani. Ancora questa volta la palla di Magalini è fuori, 13-10. Al servizio il centrale con il numero 1 Viola. Questa è grossa, 14-10. Errore al servizio di De Agostini, 14-11. Parte nel servizio. Free ball nel campo di Viadana. 14-12. Da Codeluppi. Ancora Bartoli al servizio. La palla nel campo di Viadana.
attacco ancora di Codelucci, 14-13. Time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto. 30 secondi di pausa. Ancora Bartoli al servizio, 14-13, 2-1 il conto di set per Volley Veneto Benacus. La palla nel campo di Viadana. 14 pari, ancora Codelucci. 3 punti consecutivi per lo schiacciatore di Viadana, che è riuscito a mettere in carreggiata la propria squadra. Ricordiamo, entrato in fase di gioco del terzo set al posto di Silva, rimasto in campo anche nel quarto set. Questa scelta ha premiato Coach Panciroli, perché il giocatore ha fatto 3 punti consecutivi, 14 pari. La palla nel campo di Viadana. Free ball ancora nel campo di Viadana. La palla nel campo di Viadana, Romagnoli non riesce. Punto per Volley Veneto Benacus, 15-14. Bartoli sbaglia il pallone. Al servizio Mirko testa grossa. Testa grossa, 16-14. Romagnoli non passa, 17-14. Scusate, di 16-15. Romagnoli non passa al nastro, quarto tocco di Romagnoli. Mattia Cercogli, 17-15. Di Cercogli, 18-15.
Magalini 19-15. Questa volta la palla cade sulla rete, 19-16. Magalini 20-16. Giulio Romagnoli al servizio. Venti a 16. Venti a 17, attacco di Cordani in diagonale da posto 4. Al servizio Bellei. Venti a 18, muro di Cordani su attacco di De Agostini. De Agostini 21-18. Pietroni al servizio. Errore di Pietroni, 21-19. Testa grossa, 22-19. Alberto Magalini al servizio. Time out, chiesto credo dalla panchina di Viadana. 30 secondi di pausa. Perché io non voglio far battere Magalini su, voglio che si lo prenda.
Poi ha chiamato due tempi subito, anche perché se magari metto questa, non dico che ne finiamo qua. Doppio time out ha fatto. Io devo uscire. Viadana ha chiesto 2 time out consecutivi. È la prima volta che mi succedeva di vedere una situazione del genere. Ritornano in campo le due formazioni. 22-19. 2-7-1 per Volley Veneto Benefit. Errore di Magalini al servizio, 22-20. Viola al servizio. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Ventidue 21. Non girarla, via! Ancora Viola al servizio. Pallone fuori di Viola. 23-21. Entra Albertini al posto di De Agostini. Al servizio. (23 22). Bartoli tiene vive le speranze. Riesce Albertini e rientra De Agostini. È proprio Bartoli che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Partita intensissima, soprattutto in questo quarto set. Testa grossa, no, non è stato toccato, io pensavo avessi toccato duro. 23 pari. Time out, chiesto dalla panchina di Volley Veneto. 30 secondi di pausa.
3 minuti di pausa, il tie break, incredibile partita. Ritornano in campo le due formazioni al tie break, una bellissima partita nata dall'1-0 di Viadana subito con i parziali di 25-16, subito risposta del secondo set di Volley Veneto Benefit che chiude sul 25-17, terzo set a favore dei veronesi, altro per 25-17, quarto set combattutissimo, finito 23-25 per i ragazzi di Viadana e adesso si ricomincia con il quinto parziale. Magalini 1-0, si parte subito fortissimo. Ancora Magalini al servizio. Quarto tocco, questa volta Bartoli sbaglia, voleva fare il pallonetto, fa arrabbiare il proprio allenatore Bartoli con questo tocco. Quanti ha sbraitato qualcosa dietro a Bartoli, 2-0.
2-1. Attacco di primo tempo. Di Viola. È proprio l'autore del punto fuori dai 9 metri. Cerpogli. Testa grossa, Murato. Dal giocatore numero 4, 2 pari. Menichetti, metti le mani sull'attacco di testa grossa. C'è stato il tocco a muro, 3-2. Comunque De Agostini al servizio. Ancora Bartoli, 3 pari. È proprio Bartoli al servizio. Adesso tie break. La palla nel campo di Viadana con la possibilità di attacco proprio di Bartoli. E ancora lui, 4-3. Ancora Bartoli al servizio. Cerpogli, 4 pari. Mirko, testa grossa al servizio. Testa grossa al servizio. Ancora Bartoli, 5-4. Sale in cattedra l'opposto di Viadana. Al servizio Codeluppi. Oh, 6-4, era validissima. Vabbè, 6-4. Cerpogli.
tacco del giocatore numero 14 che porta 7 punti per Viadana. Cordani. La palla ancora nel campo di Viadana. Ancora Cordani, 8-5, cambio campo. Romagnoli 6-5, 6-8. È proprio l'autore del punto Romagnoli fuori dai 9 metri per il suo servizio. Romagnoli sbaglia 6-9. Bellei al servizio, Viola. Di Mattia Carpogli, 7-9. Pietroni al servizio. Viola 7-10. Primo nel campo di Volley Veneto. Magalini 8-10. È proprio l'autore del punto. Nove a 10, invasione di Cordani. Questa volta la palla cade sulla rete. Viola al servizio.
12-11, attacco di Serpolli, muro fuori. Al servizio Cristian De Agostini. Primo tempo del giocatore con il numero 4 di Viadana, Menichetti, 10-12. Bartoli fuori dal 9 metri per il suo servizio. E time out, chiesto credo dalla panchina di Volley Veneto Veneto. Rientrano in campo le due formazioni, 10-12, due pari in questo tie break. Bartoli al servizio, una partita intensissima. Una partita molto bella che sicuramente è piaciuta al numeroso pubblico questa sera presente al Palasport di Bardolino. Dieci a 12. Ancora Bartoli al servizio. Serpolli, 11 a 12. Attacco del giocatore con il numero 10 Sedeluzzi da posto 4, 11 a 13. E altro time out chiesto dalla panchina di Volley Veneto. Errore di Sedeluzzi, 12 a 13. Mattia Serpolli al servizio. Libero. Muro di Romagnoli, 13 pari. Ancora Serpolli al servizio. Time out, questa volta chiesto dalla panchina di Viadana.
questa volta il Cordani 14-13, set ball per Viadana. Pari, Romagnoli. Primo set ball dell'incontro annullato, è proprio l'autore del punto che va fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio sul 14 pari di questo tie break. Guardini, 15-14 e set ball per Volley Veneto. Ancora Romagnoli, Giulio al servizio. Time out, un'altra volta, chiesto dalla panchina. Romagnoli al servizio, Viadana per Bartoli, Bartoli 15 pari e viene chiamato punto per Volley Veneto. Non ho capito cosa è successo, 16-14, vedo una animazione di Bartoli per tocco sulla resa e invece finisce qua. 16-14, una partita incredibile vinta da Volley Veneto con un thrilling finale, perché non avevo capito che l'arbitro che Bartoli aveva invaso la linea dei 3 metri. 16-14, 3-2, Volley Veneto prende 2 punti importantissimi di questa serata. Viadana esce con un punto soltanto, comunque una partita bellissima dove entrambe le formazioni hanno onorato il gioco del volley. Io vi saluto, buona serata a tutti quanti e ci ripetiamo per la prossima partita dove ci sarà il derby tra in casa di Arredo Park 2 Caprelle proprio contro Volley Veneto Veneto. Buona serata a tutti. Stagione di marzo.